Salve, Hanno un problema. Però era questa la cosa che mi preoccupava. Comunque ti ringrazio molto. Settimana prossima salve. vengo comunque con il collega. Va Buonasera. bene? Grazie. Va bene. Ciao. Poi gli estintori anche, mi raccomando. Sì, sì. Ciao, Facciamo ciao. settimana No, prossima gli sempre. estintori, ce l'ho già tutti e tre. Ok, ok, a posto allora. Ciao, grazie. Arrivederci. Buonasera. Salve. Ho chiamato poco fa e mi hanno detto che potevo venire qui per il rinnovo dell'attestato antincendio. Va bene, per quale attività? Comoli Cosenza. Sì, un attimo. Sì, certo. Mi scusi se mangio un panino, ma un po' un giramento di No, di testa. nulla, di nulla. I cali di zucchero sono molto brutti. Sì, sì. Mangio un panino smolligato, un salame. A posto. Ora molto meglio. Ok, se mi vuoi passare un documento gentilmente. Sì. Allora. Cosa? Mhm. Ecco a lei. Grazie. Ok, le farò giusto due domande e poi le rilascio il documento anche cartaceo. Sì, Intanto le rilascio anche la fattura e intanto le faccio domanda. certo. Come si comporta in caso di incendio? Faccio uscire immediatamente tutti i clienti dal locale e poi Sì? avviso voi ovviamente dell'incendio. E... e niente, poi utilizzando gli estintori provvedo a spegnere appunto il fuoco o l'incendio. Ok, se è un principio di incendio invece? Se è un principio di incendio, Sì? comunque avviso, anzi no, provvedo a spegnere direttamente con gli estintori. Se nel caso poi dovessi notare che la cosa non va come deve, provvedo ad avvisarvi. Ok, l'ho già rilasciato quello in applicativo, ora le sto stampando quello in città Sì, di documento. grazie mille. Vi ho pagato la fattura. Grazie. Il civico del Comune di Cosenza? Dovrebbe essere 574. 574, che ricordo scorso millennio era a fianco alla nostra caserma. Ah, sì, sì, Quindi venivo più esatto. spesso lì. Lì, lì, sì, 574. E lo scorso millennio il vostro era lì? Era lì la Sì, caserma? esatto, era proprio a fianco. Ah, ok. E comunque, se Appena vuole... chiudo un attimo questo documento e lo stampo, Sì, le dico preciso proprio dove stava. ok, ok. Era proprio alle spalle, non in senso dove stanno le case, alle spalle, dietro dove c'è quel suolo lì, a fianco al negozietto. Ah, ok, ho capito. Tra il negozietto e il suo locale. Mm. E qui però è molto più grande, molto meglio forse anche. Sì, sì, molto. Si avvicini un attimo gentilmente. Sì, sì. Ok, con lei. Se vuole controllare i dati, prego. Ok. Allora, meno documenti. È stato antincendio. Ah, si può anche visualizzare, bello. Ok, grazie mille. Comunque, se vuole, A lei. possiamo fare anche consegne. Quindi, se ogni tanto vuole panini smolicati o con mollica, cioè può venirci a trovare tranquillamente. Oppure ci scrive Ok. in chat, giornalino, insomma. Ok. Va bene, se siete aperti, penso che passo dopo perché sto per finire il cibo. Ah, ok. Sì. Perché a me il cibo dura molto poco, molto poco. Ah, ok. Proprio pochissimo. Va bene, dai, ok. Va bene, La la ringrazio. ringrazio. Grazie a lei. Salve. Arrivederci, buona giornata. Buongiorno.
Salve, salve. Ma sono chiusi? È appena entrato un poliziotto, un carabiniere dentro. Adesso non so. È Ah, andato a fare l'HCCP con un ragazzo. ah, ok. Va bene, allora Sì. aspettiamo. Mi sa lei c'è. Ah, è lì a terra il signore. Non so che Ah, sia. Arrivederci. Salve. salve. Arrivederci, arrivederci. Salve. Pos- Mi scusi, volevo fare Massimo una Boss. domanda. Ma per Dica, dica. l'HCCP bisogna rinnovarlo ogni mese? Sì, ogni mese scade. E possiamo fare del nuovo o devo fare per forza Ora prima la no. richiesta? Ah, ok. Va bene. E appena c'è qualcuno, passa in caserma e Ogni lo mese fa. scade? Sì, ogni mese. Alla scadenza. E ha un costo rinnovarlo? E non, guarda, non so perché non sono delle regolate. È uguale a Sono quello vabbè, che hai guarda. speso per farlo. Vabbè, dai, ok. Arrivederci. Grazie mille. Cioè, quindi costa 5.000 per farlo, più Sì, 5.000 ogni mese per sì, mantenerlo? sì. Ma che è sta fregatura? Lo so, fra. Stavo proprio in Italia. E tu, tu stai... Oh no, dove è finito il mio mezzo? Pure il mio è sparito. Lo stavo per chiedere. Ah, Non capisco perché quello è rimasto, il nostro no. Una Margarage? sì, sì, mezzo trovato. Dai, Dove sta questa un che è Apollo garage? GT. Sì, sì. Mo' c'è... Dovrebbe stare qua vicino, poco più Prima c'era avanti. qui, ora l'hanno spostato, sembra. Vabbè, Vai andiamo... qua. Sì, sì. Tu che hai in un locale? No, magari io lavoro per qualcuno, non mi hanno detto di fare l'HCCP per ora Eh sì, perché è ancora in fase avviamento del di locale. esatto, Ok, esatto. Però comunque metto le mani avanti anche perché sì. kebab, quindi Ah, penso ok. comunque il corso serva, alimentazione, stiamo là. Certo. Se sei anche l'unico dipendente o uno dei primi dovresti fare anche l'attestato antincendio, lo sai? Addirittura, Sì, quello e dove si 8000. fa? Vigili del fuoco. Ma è uguale all'HCCP, va rinnovato? Sì, sì. Sì, vabbè, già mi sono rotto il cazzo. Era meglio lavorare all'armeria, guarda. Beh, immagino. Beh, Ma comunque in realtà vaffanculo. dovresti farti dare i soldi dal proprietario, perché comunque a lui interessa. Quindi tipo ogni mese ti fai dare, non so, 15.000 e ti fai quello che ti serve. Scusa, ogni Eh, mese 15.000? Sì, gli chiedi 15.000 e così ti fai gli attestati. Ho capito, ho capito. Ok, più Va bene, oltre sei allo stato stipendio gentilissimo. settimanale. Sì, sì, figurati fra. Ma perché c'ho uno stipendio settimanale? Tu prendi ogni 10 minuti uno stipendio, no? Sì, E quello sì. poi gli puoi tranquillamente dire che se devi stare a locale, ogni settimana ti deve dare uno stipendio, appunto, un bonus tipo, no? Che può A essere di me in 20, armeria 30, non me 50. dava... A me in armeria non mi dava niente nessuno, prendevo solo quelli ogni 10 minuti. In realtà potevi chiederli tranquillamente, anche perché se ci stai, se perdi tempo lì, certo. Porca troia. Ho fatto il King là dentro, vabbè, che te lo dico a fare? Vabbè, dai. Mi ha fatto Allora, piacere. figurati fra. Ciao. Ciao.
Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto. E potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.